Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione particolarmente ricca di cronaca, quella di oggi, nella quale vi racconteremo del secondo anniversario della più grave tragedia della montagna che si sia verificata nelle nostre Dolomiti, quella del crollo della Marmolada, costata 2 anni fa la vita a 11 persone. Altre 7 rimasero gravemente ferite. E poi c'è anche una notizia di cronaca sindacale che sta mettendo in apprensione centinaia di famiglie, è quella della Benetton. La notizia arriva da Ponzano, ci sarebbe la richiesta di contratto di solidarietà per i 375 dipendenti del gruppo dopo la riorganizzazione aziendale. Questa è molte altre notizie nel corso dell'edizione odierna dei nostri telegiornali, ma partiamo subito con la cronaca, tornando a parlare della tragica scomparsa di Alex Marangon, il giovane barman di 25 anni di Marcon che è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio lungo il Piave a Ciano del Montello dopo 2 giorni di ricerche. Il ragazzo era sparito dopo una festa all'abbazia di Santa Bona di Vidor. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta sul caso, la salma si trova ora all'obitorio di Montebelluna dove è già stata sottoposta ad un'ispezione cadaverica. Ne verrà eseguita un'altra mentre sul corpo verrà svolta l'autopsia che sarà effettuata tra domani e dopodomani dal medico legale Alberto Furlanetto. Il corpo presenta una lesione all'addome e una tumefazione all'occhio. Andrà approfondito se sono ferite compatibili con il trascinamento del corpo nel fiume. Quasi tutti i partecipanti alla festa all'abbazia sono stati sentiti, l'auto del ragazzo è stata restituita alla famiglia. Ulteriori accertamenti verranno svolti sul telefono cellulare del giovane per verificare a chi siano stati indirizzati gli ultimi messaggi e le ultime chiamate. Ed intanto vediamo il servizio relativo al ritrovamento e al cordoglio dell'intera comunità di Marcon, dove il ragazzo viveva e dove la famiglia è molto conosciuta. Ogni già flebile speranza si è infranta poco dopo le 2 del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidor, 4 chilometri a monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato. Serviva per fare il punto dopo 3 giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna. Fondamentale anche il supporto della protezione civile e del soccorso alpino, tutti coordinati dai carabinieri che fin dall'inizio si sono occupati delle indagini. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persone intorno alle 3 del mattino e di lui si erano perse subito le tracce. Alex aveva lasciato in auto il portafogli e le chiavi, mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Sul posto in questi giorni amici e familiari, la stessa mamma aveva lanciato un appello ai nostri microfoni. Ora attorno a quella famiglia si stringe l'intera comunità di Marcon. Speravamo in un'altra notizia, eravamo tutti là in aggiornamento con le ricerche e ci aspettavamo tutt'altro, e con questo ovviamente siamo vicini alla famiglia che da adesso in poi insomma vuole stare tranquilla e viversi questo momento di sofferenza. Sul corpo del giovane è stata effettuata una prima ispezione cadaverica e non ci sarebbero segni evidenti di violenza, quindi al momento le ipotesi restano principalmente 2: il gesto estremo o la caduta accidentale compatibile con alcune contusioni riscontrate e il successivo annegamento. Servirà probabilmente un'autopsia per stabilirlo con certezza. Ogni decisione ora è in capo alla Procura di Treviso, da cui dipenderà anche il nulla osta per i funerali.
Abbiamo già definito il lutto cittadino perché Alex, insomma, un ragazzo giovane, poi in questi giorni c'era tutta la comunità marconese che era in ansia ed è dovuto, insomma, alla famiglia, assolutamente. E parla uno dei volontari che hanno partecipato alla mobilitazione per le ricerche di Alex. Il Piave è insidioso, dice Antonio Netto della Protezione Civile di Montebelluna. Ci sono state anche piogge ieri sera forti, l'acqua del Piave, guardi, è impossibile delimitarla e capire dove va e cosa fa, è sempre stato impossibile, ecco, questa è la verità. Conosce bene il Piave e le sue insidie Antonio Netto, responsabile della Protezione Civile di Montebelluna, tra le realtà mobilitate nelle ricerche di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, scomparso tra sabato e domenica nella zona dell'abbazia di Vidora. Subito le ricerche si sono concentrate sul fiume, noto tra gli addetti per alcune sue caratteristiche. Il fiume Piave purtroppo ha anche delle bocche dove c'è l'acqua un po' alta, con delle fosse, e quindi c'è il sospetto, come in passato mi ricordo benissimo 15 anni fa un pescatore che è scivolato dentro ed è stato recuperato a Nervesa, o altri casi, perché purtroppo ci sono queste fosse, questi buchi sul fiume Piave. Da domenica alle scorse ore sono stati decine gli operatori e i volontari impegnati 24 ore su 24, sia in alveo che lungo le sponde, nelle boscaglie a ridosso del fiume. Giorni impegnativi, ha visto i vigili del fuoco impegnatissimi, l'Arma dei Carabinieri anche loro, il volontariato di protezione civile, l'AVAB e varie associazioni tutte impegnate nel territorio. Purtroppo sì, la fine è stata un po' drammatica di adesso che abbiamo appena recuperato la salma, finisce così, insomma, ma la speranza su queste cose c'è sempre la speranza c'è. È indiscutibile, la speranza c'è sempre su tutto, purtroppo queste sono le cose, diciamo, drammatiche che succedono. A Chioggia ci sarà anche una fiaccolata per ricordare Marco Salvagno, l'operaio 21enne morto a Venezia per dissanguamento al cantiere di Ivano Boscolo Bielo. La fiaccolata inizierà giovedì sera con la partenza dalla parrocchia dei Salesiani, dove il giovane era cresciuto. In attesa della data dei funerali, la procura ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo ai familiari. Le indagini, che proseguono senza indagati, sembrano propendere sempre di più sull'ipotesi di un tragico incidente, un calcio ad una porta a vetri che ha reciso l'arteria femorale, provocando la morte del giovane, avvenuta all'ospedale civile di Venezia. E con la cronaca giudiziaria ora ci spostiamo a Belluno, dove è in corso il processo per l'omicidio che si è verificato l'anno scorso a Fener. Per noi dal Tribunale di Belluno Tiziana Bolognani, con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. A te Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, da Belluno con Alberto Pivetta. Siamo davanti al tribunale dove al terzo piano la Corte di Assise si è riunita per la seconda volta per il processo a carico di Pedro Dominguez e Sedano Sanchez, il primo in carcere sin dai primissimi momenti dopo l'omicidio di Antonio Costa, che accade la notte tra il 6 e il 7 maggio dello scorso anno all'esterno del bar Cangur a Fener, prospiciente la stazione ferroviaria Fener di Alano di Piave, oggi Sette Ville. A presiedere la Corte d'Assise la Presidente del Tribunale Antonella Coniglio, a latere il giudice Montalto e poi i giudici popolari che per l'appunto compongono la Corte d'Assise. Entra nel vivo questo processo dopo l'escussione delle forze dell'ordine nell'udienza del 26 giugno scorso. Oggi tocca agli avventori di quella sera e stanno cominciando ad emergere particolari interessanti sia per l'accusa che per la difesa. L'avvocato Paolo Serrangeli e il collega di studio Marcello Stellini
Tellin. Entrambi sono certi che il loro assistito, che è in carcere da oltre un anno, sia innocente. Questa mattina, durante una pausa, perché c'è stato una sospensione a causa dell'assenza di un testimone che si sta cercando, e i carabinieri sono stati inviati nella sua abitazione per prelevarlo e portarlo al terzo piano in aula di Corte d'Assise, e quindi durante quel momento di pausa abbiamo avvicinato l'avvocato Paolo Serrangeli che difende Pedro Dominguez. Vi lascio a questo contributo, a termine del quale la linea può tornare allo studio, naturalmente con gli aggiornamenti di questa giornata in tribunale nel TG di questa sera. Avvocato Serrangeli, siamo in una pausa della seconda udienza della Corte d'Assise, sta proseguendo l'istruttoria, manca un testimone che era stato convocato e non si è presentato. Come sta procedendo? Sono esauriti i testi qualificati, quindi gli agenti di PG che hanno spiegato come sono state condotte le attività investigative, sia dalle prime fasi, da quando è emerso il problema. Adesso comincia invece la parte in cui vengono sentiti i testimoni diretti, cioè le persone che erano presenti. Ce ne sono numerose e stiamo procedendo con grande velocità in realtà per questo processo, proprio perché con il nostro imputato detenuto e con la profonda convinzione che sia innocente è importante riuscire ad arrivare in fondo presto, per rendere giustizia. Ecco, lei è la difesa, quindi è fermamente convinta della innocenza, dell'estraneità dei fatti dell'imputato che si trova da oltre un anno in carcere. Lo ricordiamo, c'era stato anche, lui ha dei figli, sì, certo. E vive una condizione familiare particolare, disagiata. Per i figli c'era stata anche una raccolta di fondi? Sì, c'era stata una raccolta di fondi proprio perché, mancando il capofamiglia, a quel punto mancava anche la fonte principale di sostentamento, però oltre ai 2 figli piccoli di 10 anni gemelli ci sono i 2 figli grandi che si stanno occupando di tutto e che insomma ci rendono orgogliosi. Per quale motivo secondo lei il suo assistito continua a restare in carcere? Lui è a disposizione, quindi qui c'è un omicidio comunque sia, e che è uno dei reati più gravi, forse il più grave che si può immaginare, a parte quelli ancora più rilevanti all'allarme sociale. Quindi io quello che ho sempre detto a lui è di rimanere a disposizione per poter consentire l'accertamento dei fatti. È un qualche cosa che va accettato quando succedono fatti così rilevanti. Ecco perché lo accettiamo che sia in carcere, per quanto ormai oggi sempre più consapevoli della sua innocenza. Restiamo nel bellunese. Si è concluso alle 2 di questa notte un intervento che ha visto impegnati gli uomini del soccorso alpino di Auronzo e l'elicottero dell'aiuto alpin Dolomite di Bolzano nel recupero di 2 alpinisti rimasti incrodati al rientro da una scalata sui Cadini di Misurina. I 2 alpinisti, un cittadino moldavo di 35 anni e una romena di 30, dopo essere arrivati in cima avevano iniziato le calate in corda doppia a ritroso della via appena salita, sbagliando però perché il rientro si effettua a nord della parete opposta. Di conseguenza non sono stati più in grado di proseguire nella discesa. Hanno così lanciato una richiesta di aiuto tramite un sistema satellitare che invia le coordinate della persona che lo attiva e lancia un SMS. Arrivati sul posto prima delle 22 dalla centrale del 118 su segnalazione della Guardia di Finanza, i soccorritori sul posto hanno individuato la coppia anche grazie all'ausilio dei droni con telecamere in dotazione al soccorso alpino. Viste le condizioni meteo purtroppo in peggioramento, è stato concordato di chiedere l'intervento dell'elicottero di Bolzano con campo base a Misurina. Elicottero quindi decollato ed ha provveduto al recupero di entrambi gli escursionisti con il verricello. E ieri sera attorno alle 21 c'è stata anche un'altra richiesta di soccorso alpino a Cortina per la ricerca di un turista tedesco di 73 anni che manca da sabato da un bed and breakfast di Follina, dove era arrivato da qualche settimana, tappa di un lungo giro nella nostra regione. Il telefono dell'uomo che ha lasciato nella struttura le sue cose suona libero, ma lui non risponde.
onde. La tracciatura lo ha indicato dapprima nella zona del Col Druchet, dove si sono subito concentrate le squadre nella notte, poi nella zona di Pocol, dove i soccorritori si sono spostati senza rinvenire traccia dell'uomo. Sono intanto presenti, oltre al soccorso alpino di Cortina e della Guardia di Finanza, anche i vigili del fuoco che stanno effettuando dei sorvoli con droni dotati di apparecchiatura particolare in grado di rilevare il segnale dei cellulari. Con la cronaca ora ci spostiamo a Vigonza, nel Padovano. Credo che abbiamo in collegamento, fatemi sapere dalla regia, ecco, ora la vedo, la nostra Valentina Visentin, per un allarme furti che sta creando non poca apprensione tra la popolazione. Valentina, a te, buona giornata. Sì, buongiorno da Vigonza, uno dei comuni che nelle scorse settimane è stato purtroppo preso di mira da un'ondata di furti. L'ultimo è stato scoperto pochi giorni fa, di rientro dalle vacanze. Una coppia ha trovato l'appartamento a soqquadro, accaduto nella frazione di Busa di Vigonza, razziati preziosi, gioielli e orologi. L'ultimo è l'ultimo episodio, ma sono stati già intensificati nelle scorse settimane i furti, tanto che, come ci raccontava il sindaco, alcuni episodi sono stati anche sventati. Importante, oltre ai controlli delle forze dell'ordine, anche quelli di vicinato. Sì, infatti colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare l'Arma dei Carabinieri, che ha messo a disposizione, attraverso la compagnia provinciale, dei controlli straordinari su tutta la cintura urbana, in particolare su Vigonza, e questi sono sicuramente dei deterrenti importanti. Abbiamo avuto la riprova anche di alcuni furti sventati, e come si diceva, appunto, anche il controllo di vicinato in questa situazione di vacanza, dove alcune famiglie sono assenti, lasciano la casa incustodita anche per diverse settimane. Gli stessi carabinieri hanno ricordato che è fondamentale la segnalazione da parte del territorio di avvistamenti sospetti, di movimenti sospetti, perché questi predoni, appena vengono intercettati o vengono avvistati dai vicini, si mettono in fuga. Quindi l'abbiamo anche visto nel nostro territorio: tantissimi furti tentati, tantissimi danni, perché causano tanti danni poi a volte per portare via poco nulla. In certi casi poi bisogna prestare un'attenzione particolare nel manifestare che si è via, e quindi dare la possibilità a questi predoni di operare, e soprattutto diffondere la voce di avere preziosi importanti a casa è ancora più pericoloso, perché abbiamo assistito anche nel nostro territorio, ma anche nei comuni vicini, a dei furti, direi, su commissione, che vanno a colpo sicuro sapendo che c'è una cassaforte con dei valori, e questo proviene solo dal proprietario o da chi è a conoscenza, che informa anche involontariamente, talvolta, spesso involontariamente, i ladri dei beni che ci sono in casa. Infatti sono molte le accortezze, devono lasciare la cassetta delle lettere piena, ma anche e soprattutto le forze dell'ordine danno come indicazione di fotografare se si ha preziosi in casa, in modo tale poi nel momento di una eventuale denuncia essere precisi su quello che è stato rubato. Si tratta di vere e proprie ondate, è accaduto a Vigonza, sembra che le bande di ladri si stiano già spostando verso l'Alta Padovana, e proprio per questo, appunto, i controlli sono stati intensificati non solo a Vigonza, ma anche verso il territorio dell'Alta Padovana. E intanto da Vigonza è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi ora ci spostiamo, torniamo anzi nel bellunese per parlare della tragedia della Marmolada. Oggi ricorre il secondo anniversario del dramma del distacco del Serraco. Era una domenica, il 3 luglio di 2 anni fa, un distacco che provocò la morte di 11 persone e il ferimento di altre 7. Questa sera a Canazei, con una messa, verranno ricordati
ricordate le 11 vittime della tragedia. Questa mattina il Consiglio provinciale di Belluno ha ricordato quei momenti e a 2 anni dal disastro anche il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha affidato ad un corsivo la sua riflessione. Non è più un caos emotivo, annota Padrin, che preme sulla necessità di ascoltare e capire la montagna, che parla una lingua tutta sua, che va ascoltata per cogliere un insegnamento da quanto accaduto. Il presidente della provincia parla del cambiamento climatico che non fa sconti e che per questo necessita che l'uomo con spirito darwinista si adatti per non soccombere e si evolva per non rimanere schiacciato. Chiosa Padrin, gli abitanti della montagna sanno qual è il loro dovere, come sanno ascoltare e comprendere i tempi e la lingua della montagna. Devono solo essere messi nelle condizioni di abitare e curare la montagna perché possa continuare a offrire i propri servizi ecosistemici. Ed ora andiamo nel Vicentino, a Barbarano Mossano, dove a 2 anni da quella tragedia l'intera comunità ricorda. Le vittime furono ben 7. I vicentini che persero la vita quella tragica domenica. A Barbarano Mossano 2 appunto i cittadini coinvolti, il più giovane dei 7 vicentini deceduti, Nicolò Zavatta, e uno dei sopravvissuti, Riccardo Franchin. Luisa Bertini è in compagnia del sindaco Cristiano Pretto, che all'epoca dei fatti seguì con ore di apprensione insieme alle famiglie le notizie, purtroppo poi rivelatesi tragiche, dei ritrovamenti. Sono passati 2 anni dalla tragedia in Marmolada che ha visto 11 vittime. Il Vicentino ha pagato il tributo più alto in termini di sangue con 7 vittime. Adesso ci troviamo qui a Barbarano Mossano insieme al sindaco Cristiano Pretto, perché Barbarano è stata coinvolta in maniera duplice da questa tragedia, da un lato con il sollievo e dall'altro invece con la morte del più giovane dei 7 vicentini. Come avete vissuto quel periodo, insomma un ricordo? Giorni veramente difficili, giorni drammatici per la comunità. Nicolò era un ragazzo veramente molto conosciuto per le sue passioni, per le sue, anche per i suoi sorrisi che trasmetteva sempre. Sono stati veramente momenti difficili perché sappiamo quanto tempo è trascorso prima del riconoscimento della salma e di quello appunto che è stato ritrovato sotto quello smottamento. Purtroppo è andata così. Riccardo, fortunatamente il suo amico di cordata, è tra noi e quindi purtroppo Nicolò non ce l'ha fatta. Il più giovane, quello che ha veramente messo in difficoltà la comunità, è stato proprio quello che lui sapeva dare alla comunità e soprattutto ai suoi amici giovani. E pertanto abbiamo superato questi 2 anni, però la figura di Nicolò è ancora forte nella comunità. Devo dire che ha lasciato dei messaggi importanti fra gli amici, per cui... Ecco, lei parla di messaggi perché in realtà c'è stato anche un risvolto positivo di unione proprio tra i ragazzi in ricordo di Nicolò. Davvero, davvero i suoi amici hanno costituito un gruppo, si chiama Un Posto in Cui Tornare, che ha raccolto la criticità ambientale e ha veramente unito questo gruppo di giovani, trasmettendo dei messaggi importanti fra loro nella comunità e coinvolgendo anche con iniziative veramente extracomunali di alto livello. Hanno fatto sì che la tematica ambientale sia molto... sempre al centro dell'attenzione, per cui sono stati bravi e Nicolò ha lasciato questo messaggio veramente importante. Ecco, io ringrazio il sindaco e ricordo che oggi molte delle famiglie sono ovviamente tornate in Marmolada e in Consiglio provinciale a Trento è stato anche osservato un minuto di silenzio per questa che è stata una tragedia vissuta a livello nazionale. E ieri sera ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino a Ring, il sindaco di Rocca Pietore ha parlato appunto della tragedia. Andrea De Bernardin, sentiamo. Quello che accade ai ghiacciai alla Marmolada, molto ne parliamo ancora adesso, ovviamente poi a maggior ragione in questa ricorrenza, è irreversibile? Questa che viviamo adesso è la fase finale, è un malato terminale
io credo che non ci sia niente da fare. Questo che vediamo, le immagini che vediamo sono una testimonianza di un disfacimento vero e proprio del ghiacciaio che rimane, insomma. È già successo nel Medioevo, il ghiacciaio si è poi riformato attorno al 1300, 1400, 1500, adesso io non sono chiaramente uno specialista, però attorno al 1500 ha avuto un culmine alla fine del 1700 e poi già dal 1850 il ghiacciaio ha avuto una fase di regressione. Ed ora sul secondo anniversario della tragedia della Marmolada sentiamo l'intervista all'assessore regionale alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottaccini, intervistato dal nostro Filippo Fois. A 2 anni dalla tragedia della Marmolada, che cosa resta di quello che è accaduto, che insegnamenti ci ha portato anche e com'è la situazione adesso? Beh, intanto resta il ricordo delle 11 vittime che hanno perso la vita in quella giornata che doveva essere una giornata di festa, di spensieratezza e che sono state travolte da questo seracco che si è staccato appunto in quota in Marmolada. Ha fatto emergere anche il fatto che la montagna di per sé è pericolosa, non è matrigna o cattiva, è pericolosa e quindi va approcciata con il massimo rispetto e sapendo che il rischio zero non esiste. E se io guardo i dati anche sui decessi che accadono in montagna a seguito di valanghe, vedo che sono decine ogni anno. Già quest'anno abbiamo raggiunto, quest'anno erano 12, l'anno precedente erano 24, senza contare appunto gli 11 della Marmolada. Quindi c'è un numero di persone che ogni anno perde la vita in montagna e questo ci fa pensare che la montagna necessita intanto di un approccio che sia responsabile. Peraltro quelle persone, alcune di quelle che sono decedute erano molto esperte, quindi è per questo che dico che il rischio zero non esiste e noi dobbiamo fare di tutto per mitigarlo, ma non possiamo azzerarlo. Però alcune volte vediamo anche delle persone che si avventurano in montagna in maniera diciamo un po' così spavalda e questo può creare grossi problemi soprattutto a loro, ma anche io vorrei ricordare ai soccorritori che poi devono intervenire. Peraltro nella Marmolada c'è stato un dispiegamento di mezzi, uomini che sono intervenuti immediatamente, c'erano 2 province autonome e una regione che sono intervenute con diversi elicotteri sia del SUEN 118 che della protezione civile. Più di 300 erano le persone nelle prime ore che sono intervenute e quindi una macchina di soccorsi assolutamente collaudata, che ha funzionato e che è riuscita anche in imprese direi quasi miracolose, no? Ricordo per esempio quella persona fu recuperata, portata all'ospedale di Treviso e che aveva una temperatura corporea bassissima, tanto da far dire che insomma le speranze erano pochissime e che invece si è ripresa. Insomma, quindi ci sono anche qualche aspetto positivo in quella vicenda e quindi io mi sento anche di ringraziare tutti i soccorritori che hanno esposto a un rischio rilevante la propria incolumità e da qui appunto l'appello: quando si va in montagna pensarci bene, guardare le previsioni meteo, avere attrezzatura adeguata, perché se poi ci si mette in difficoltà mettiamo a rischio anche i soccorritori. Questa tragedia ha anche aiutato ad una presa di coscienza nel modo più drammatico possibile del fatto che i cambiamenti climatici che stiamo vivendo stanno anche modificando la montagna. Ma stanno modificando tutto, stanno modificando la montagna d'inverno ed estate, i crolli dolomitici ci sono sempre stati, basta guardare le Dolomiti, i ghiaioni, ma se pensiamo anche alla colata detritica accaduta ieri in comune di Val di Zoldo, vediamo che l'intensificarsi di questi eventi è sempre maggiore. A breve presenteremo uno studio fatto dall'Università di Padova con il professor Marani che evidenzia proprio questo intensificarsi e questo obbliga anche le pubbliche amministrazioni ad adattarsi, come si suol dire, ai cambiamenti climatici con tutta una serie di interventi. Ed ora la cronaca sindacale, perché ci sono delle notizie che riguardano la Benetton che ci arrivano da Ponzano con la nuova linea del nuovo amministratore delegato Claudio Sforza, che prevede un cospicuo numero di contratti di solidarietà per i dipendenti. Da Ponzano ci aggiorna Edi Caliman con Tommaso Migot per la parte tecnica. A te Edi, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Ponzano davanti a Villa Minelli, sede di quartier generale di Benetton, dove ieri c'è stato un incontro con i delegati aziendali, le rappresentanze sindacali, tra cui è presente il mio ospite Gianni Boato, segretario generale FEMCA CISL Belluno Treviso. Presenti anche voi sindacati, è stata proposta dal gruppo Benetton, la proposta del gruppo Benetton di questi contratti di solidarietà al 40%, un no deciso di tutte le sigle sindacali. Perché? Beh sì, il no è compatto perché noi ci aspettavamo delle richieste di sacrifici, perché c'era stato anticipato l'amministratore delegato che ci aveva detto che non ci sarebbero stati esuberi, però l'utilizzo degli ammortizzatori sociali era necessario quantificare quello che sarebbe stato il disagio per i lavoratori. Ebbene, quello che ci è stato detto ieri è un disagio importante, perché il 40% su 1000 lavoratori di taglio dell'orario di lavoro non è una banalità. Quali infatti le vostre condizioni? E anche il no deriva, prima ci diceva anche fuori microfono, dalla mancanza della presentazione di un piano di intenti, sostanzialmente un piano programmatico. Sì, c'è una questione di metodo che riguarda per l'appunto mettere a conoscenza tutti i dipendenti di quelli che sono i progetti e il piano industriale su questa nuova stagione che avanza, capitanata da Sforza. Noi siamo convinti che ci sia il piano industriale e quindi se vogliamo dei sacrifici, dobbiamo anche capire quali sono le cognizioni di causa per arrivare a questi. Il no nostro non è un no, come dire, a priori, oppure che è un primo incontro, c'è stato un primo incontro, ne abbiamo fissato un altro. È evidente che la direzione aziendale dovrà tenere conto delle richieste del sindacato, che sono sostanzialmente due. Il primo, di abbassare il disagio nell'ordine delle giornate che si vogliono tagliare per i lavoratori, e l'altro di venire incontro il più possibile di un'integrazione rispetto al salario. Noi unitariamente siamo impegnati in questa fase alla salvaguardia del salario dei lavoratori, ecco, perché i sacrifici devono essere commisurati, diciamo, a quello che è il loro impegno. È stato definito questo accordo di solidarietà al 40% un accordo penalizzante? Sì, sicuramente. Fortunatamente non è stato, come dire, sottoscritto, perché l'appuntamento è tra 9 giorni, quindi il 15 luglio noi ci ritroviamo e poi passeremo anche per le assemblee dei lavoratori. Oggi abbiamo fatto un primo comunicato dove abbiamo detto quello che ci siamo detti ieri, ma di fatto non c'è stata grande interlocuzione, perché dopo che ci è stato comunicato quella che era l'idea, noi abbiamo detto un no unitario e deciso da parte di tutti quanti e ci siamo rimandati senza conflittualità a un ragionamento diverso, speriamo il 15. Quali le condizioni che porrete? Noi porremo le condizioni per cui possa essere accettabile e quindi il più possibile a salvaguardia dell'orario di lavoro, e se non è possibile salvaguardare l'orario di lavoro, che ci sia un'integrazione della retribuzione rispetto al disagio che si chiede a ogni lavoratore. Qual è la preoccupazione maggiore dei sindacati? Beh, la preoccupazione maggiore non è rispetto ai sacrifici che si devono fare, ma è sull'orizzonte temporale, perché noi vorremmo, e il sogno di tutti è quello per cui la Benetton continui a viaggiare con le proprie gambe e non che ci si trovi ogni anno a pianare dei debiti. Nel piano di Sforza ci è stato detto che in un triennio, massimo in 5 anni, questa azienda dovrebbe trovare la sua strada. Quindi cosa dobbiamo aspettarci tra 9 giorni? Beh, tra 9 giorni dovremo aspettarci una proposta più decente, riteniamo. Poi tra 9 giorni noi ci aspettiamo quello che potrebbe essere tutte quelle misure che vengono messe in campo per mettere la Benetton nelle condizioni di ripartire ed essere un'azienda utile, profittevole e non un'azienda in perdita. Dunque queste, Marta, le condizioni dei sindacati. Da Ponzano, se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie a Edi Caliman per questo collegamento. Noi continuiamo il telegiornale tornando a parlare di maltempo. Anche per la giornata di oggi è prevista l'allerta gialla. Dopo i temporali di questa notte ne sono previsti altri in serata. Ed intanto a Castelfranco il comune fa la conta dei danni delle 2 alluvioni che si sono verificate il 16 maggio ed il 25 giugno. Il sindaco Marcona ha scritto alla Premier Meloni ed ha convocato per domani una task force che lavori alla difesa del territorio. Sentiamo.
Abbiamo fatto una prima stima dei danni e sommando il patrimonio pubblico a quello privato credo si arrivi attorno ai 40 milioni, perché qui a Castelfranco Veneto purtroppo c'è anche il sapore della beffa, no? Coloro che sono andati sotto il 16 di maggio si erano rimessi in pista, magari rifacendo il mobilio, gli impianti elettrici, avevano sistemato tutto ed oggi si ritrovano nella medesima situazione con tutto da buttare via. 40 milioni di euro a tanto ammontano i danni delle ondate di maltempo che si sono abbattute su Castelfranco nell'ultimo mese e mezzo. La popolazione vive con ansia l'arrivo di ogni temporale. Non si può andare avanti così, dice il sindaco Marcona, che ha scritto alla Premier Meloni ed ha inviato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ho scritto oggi alla Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro Musumeci, al Capo del Dipartimento di Protezione Civile che abbiamo bisogno di un sostegno per rimettersi in pista, anche perché qui non vogliamo arrivare a convivere con questi fenomeni. Per giovedì il sindaco ha convocato un vertice con tutti gli enti coinvolti, consorzi di bonifica, genio civile, autorità di bacino, direzione difesa del suolo della regione e protezione civile, per creare una vera e propria task force che affronti il problema. Voglio analizzare bene cos'è successo su dati oggettivi e capire se vi sono margini per trovare delle soluzioni perché non succeda più. Quel che è certo è che i cambiamenti climatici sono ormai realtà ed anche gli enti devono adeguarsi a fronteggiare la nuova situazione. Basti pensare, l'altra sera a Castelfranco Veneto in poco più di 3 ore ha fatto 120 mm di pioggia. Il dato storico più rilevante risale all'11 novembre 2012 e ci furono 119 mm, quindi la stessa quantità ma distribuite in 6 ore. Ecco, quello era il record, possiamo dire che l'abbiamo quasi raddoppiato. E l'enorme frana che ha invaso la provinciale 347 del Passo Duran ha messo in evidenza ancora una volta la fragilità del territorio, anche quello montano bellunese. Ieri pomeriggio il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità interventi in somma urgenza per oltre €500.000 per i soli smottamenti accaduti nel mese di maggio. Oltre $500.000 in un mese di maltempo. Viviamo in un territorio molto fragile, un territorio che è soggetto a smottamenti e che ha bisogno comunque di una continua manutenzione. La strada di Curago in Alpago, quella di Cibiana per una colata di detriti prospiciente il torrente Gioude Roanna che si temeva potesse tracimare causando disagi al paese, e poi la strada di Laste di Roccapietore fra Coi e Moè. Sono gli ultimi cantieri avviati con somma urgenza dalla provincia di Belluno nel solo mese di maggio per le conseguenze del maltempo, un impegno fuori bilancio di oltre €500.000. Una conta pesante mai definitiva quella legata ai dissesti in diverse parti del territorio provinciale. Noi come provincia dobbiamo intervenire tempestivamente proprio per garantire la sicurezza e per garantire anche l'accesso a questi centri abitati dove ci sono stati questi smottamenti per poter manutentare il territorio. Non più tardi di ieri la storica frana della Valle della Moiazza che si estende fra Lagordino e la Val di Zoldo ha interrotto totalmente il transito della provinciale a Levare. Lì stanno lavorando da ieri le squadre di Veneto Strade per gli interventi di bonifica, le imprese incaricate dai servizi della protezione civile regionale. Non sarà un lavoro né semplice, tantomeno di breve durata. La provincia ha dato la massima disponibilità per l'intervento tecnico. Nel resto del vasto territorio bellunese, frattanto, le uscite di tecnici e geologi è pressoché quotidiano. E anche oggi eravamo a Gosaldo per un sopralluogo sull'abitato di Gosaldo, appunto, e domani probabilmente vanno a Santa Giustina, perché oggi sono stato contattato dal sindaco che si è già messo in contatto anche con l'ufficio difesa del suolo per un'interruzione di un'altra strada pubblica. Quindi come vedete ogni giorno, ogni minuto arriva una segnalazione e chiaramente il tempo non aiuta. Bisogna fare i conti e non solo con le disponibilità economiche. Non solo con le disponibilità economiche che sono sempre poche, ma anche con le disponibilità umane, perché il problema è che siamo ridotti all'osso, siamo in pochi e è sempre difficile intervenire, però ce la mettiamo tutta, stiamo facendo del nostro meglio. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità lì nella regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo con la cronaca ad Altivole per tornare a parlare della rapina violenta ai danni di 2 anziani, e potrebbe aggravarsi ulteriormente la posizione dei 2 banditi che sono stati arrestati sabato sera dopo appunto la rapina messa a segno a casa di una coppia di anziani ad Altivole, rapina nella quale poi un'amica di famiglia è stata aggredita e minacciata con un coltello. In un primo momento sembrava che i 2 anziani, lui 95 anni, lei 85 anni, peraltro entrambi gravemente malati, fossero stati risparmiati dalla violenza, e invece non si esclude che siano stati a loro volta strattonati e scossi, in particolare la signora. L'indagine condotta dai carabinieri è delicata, visto che appunto entrambi i coniugi hanno dei problemi cognitivi. Un aiuto potrebbe arrivare anche dal circuito di telecamere di videosorveglianza interne all'abitazione. I 2 banditi, un 29enne e un 17enne del milanese, per il momento restano in carcere. Ed ora andiamo a Bassano per tornare a parlare della cosiddetta movida fracassona, con diversi episodi sopra le righe che si sono verificati negli ultimi tempi. Il nostro Mirko Cavallin ne ha parlato con il neo sindaco Nicola Finco. Bassano del Grappa in questi giorni è stata teatro di alcune manifestazioni, diciamo un po' sopra le righe. Un addio al celibato in particolare è stato un po' di scalpore, perché il futuro sposo travestito da Gesù ha trascinato e anche sparso in giro per la città, dal Ponte Vecchio fino alla Via dei Martiri, alcune particole non consacrate, ma comunque un simbolo importante della fede cristiana. Molte lamentele sono arrivate anche da parte degli esercenti del centro per tanti schiamazzi. Chiediamo al sindaco Nicola Finco un suo parere su questa situazione, su queste testimonianze che immagino saranno arrivate anche a lui. Ma guardi, sicuramente non tollererò più situazioni come quelle che abbiamo visto nell'ultimo fine settimana, perché Bassano sicuramente è una città dinamica, una città che attira molti giovani, però Bassano ha bisogno di rispetto, e soprattutto c'è bisogno anche di rispetto per i valori che questa città rappresenta. Quindi atteggiamenti come quelli che abbiamo visto non vorrò più vederli. Appena nominerò l'assessore alla sicurezza gli darò un mandato ben preciso, che sarà quello di tenere una città ovviamente viva, vivace, ma con delle regole ferree, perché ripeto è una città che merita rispetto, e quindi non tollererò mai più atteggiamenti di schiamazzi, di addii celibati al limite della decenza. E oltretutto poi avvierò anche una discussione con gli esercenti del centro storico per assicurare la giusta quiete anche alle persone che abitano in centro storico. Io voglio che si trovi insomma il giusto equilibrio tra garantire alle attività commerciali di fare il loro lavoro, ma anche garantire la serenità per le persone che vivono e abitano all'interno del nostro centro cittadino. Ecco, proprio gli esercenti, possiamo definirli un po' anche i guardiani, le sentinelle del centro storico di ciò che accade. Ma certamente, oggi i commercianti sono un presidio importante per la nostra comunità, e oggi Bassano è bella anche perché insomma ci sono tanti commercianti che investono e rendono la nostra città attrattiva. Poi però ovviamente ci sono anche le esigenze delle persone che ci abitano, quindi sono sicuro che si troverà giusto equilibrio e andremo a responsabilizzare tutti. Quindi insomma da parte mia massima disponibilità per evitare che ci siano situazioni che vanno oltre il limite, e per instaurare quanto prima un clima di collaborazione tra la parte commerciale e quella dei residenti. E restiamo nel bassanese con le ultime novità sull'inchiesta giudiziaria relativa alla sparatoria di Fara di oltre un anno fa, nella quale ha perso la vita un 28enne marocchino. A più di un anno da quella tragica vicenda arriva una svolta nell'inchiesta sulla sparatoria di Fara, nella quale è morto un marocchino di 28 anni e un agente della polizia locale è rimasto ferito in modo gravissimo. Il sostituto procuratore di Vicenza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Stefano Marzari, il vice brigadiere dei carabinieri che aveva sparato a Soufiane Boubagara.
Il militare, infatti, avrebbe agito per legittima difesa. Andrebbe così a decadere l'ipotesi di reato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, visto che per la procura berica il militare avrebbe fatto fuoco per proteggere se stesso e gli agenti della locale intervenuti per disinnescare una situazione drammatica. I fatti risalgono al 24 aprile dell'anno scorso, quando il marocchino era stato visto correre scalzo per le strade di Colceresa, vestito con una tunica. L'uomo gridava frasi in arabo e aveva danneggiato alcune auto parcheggiate lungo la strada, i cui proprietari avevano chiamato i carabinieri. Una pattuglia dei militari di Thiene aveva intercettato il giovane a Fara, ma i tentativi di fermarlo e calmarlo erano andati a vuoto. Ne era nata una colluttazione durante la quale il marocchino era riuscito in qualche modo a sottrarre la pistola a uno dei militari. A questo punto la situazione era diventata incontrollabile e il nordafricano aveva sparato alcuni colpi che avevano raggiunto Alex Frusti, l'agente della polizia locale accorso per dare supporto ai carabinieri. Marzari aveva sparato a Bubagara uccidendolo, mentre l'agente ferito se l'è cavata per miracolo. Entrambi i rappresentanti delle forze dell'ordine sono difesi dall'avvocato Nicola Guerra del Foro di Vicenza. Resta comunque ignota la causa dello stato di agitazione del marocchino in quel giorno. L'autopsia non ha evidenziato la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il 28enne era stato raggiunto da 6 colpi, dei quali 3 ritenuti mortali. Risse, furti e rapine, scattano i DASPO e fogli di via contro la violenza giovanile sul litorale iesolano. Pugno duro del questore, sentiamo. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha messo in atto una serie di misure preventive per contrastare l'ondata di violenza giovanile che ha colpito Jesolo e altre località balneari del litorale, emettendo 10 misure preventive, tra cui 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy, tutti rivolti a minorenni coinvolti in atti di violenza e pericolosità. Durante la notifica dei provvedimenti è stata presente una psicologa della Polizia di Stato a supporto delle famiglie nel comprendere le reazioni e i comportamenti dei giovani. Tra le azioni intraprese, un foglio di via è stato emesso nei confronti di un individuo sorpreso a girovagare con un coltello da cucina per le vie di Jesolo. Altri 2 fogli di via sono stati emessi per 2 adolescenti implicati in piccole rapine ai danni di coetanei. In un'operazione congiunta con Carabinieri e Guardia di Finanza è stato scoperto un gruppo di 7 giovani che avrebbero circondato e derubato altri ragazzi utilizzando un bastone e una sciabola. 3 minorenni sono stati inoltre inseguiti e fermati da un agente di polizia. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti al DASPO Willy, un provvedimento che mira a prevenire ulteriori comportamenti antisociali. Il numero di fogli di via emessi nella provincia di Venezia nei primi 6 mesi del 2024 è salito a 124, quasi il doppio rispetto ai 70 dello stesso periodo dell'anno precedente. Anche i DASPO Willy hanno visto un incremento significativo, passando da 5 a 24. Samuele Battistella, il giovane di Mareno di Piave accusato della morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga a Udine, era atteso ieri mattina in tribunale a Treviso per una rapina avvenuta nel 2022 a Conegliano. L'udienza a suo carico è stata rinviata al 12 di settembre, intanto nelle prossime ore il difensore lo incontrerà in carcere a Udine. Lo incontrerò domani alla luce delle carte, alla luce anche del video che è emerso sulla stampa locale, ovviamente per discuterne con lui e anche per accertarmi della sua volontà, che mi aveva già espresso, di non ricorrere in riesame per vedersi revocata o meglio attenuata la misura cautelare e quindi chiedere, diciamo così, i domiciliari. Tornerà in carcere dal suo assistito, l'avvocato Tino Maccarone, il legale difensore di Samuele Battistella, il 20enne di Mareno accusato di aver sferrato il pugno letale e costato la vita all'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, aggredito nella notte tra il 21 e 22 giugno a Udine. Si tratta di capire se il giovane trevigiano confermerà la sua intenzione di rinunciare definitivamente al riesame e quindi di rimanere in carcere fino al processo. Un ragazzo molto prostrato, un ragazzo sensibile. So che può sembrare in questo momento assolutamente dissonante quello che io sto dicendo,
un ragazzo travolto da un meccanismo che probabilmente nell'episodio di violenza di cui lui si è reso assolutamente protagonista, sia chiaro, probabilmente non credeva che potesse derivare tutto questo e tutta questa tragedia. Battistella nelle scorse ore doveva apparire anche davanti al giudice di Treviso per un fatto dell'11 novembre 2022, quando a Conegliano aggredì e rapinò il titolare del bar Tribeca, preso a pugni per 2.000 euro. All'epoca il giovane era poco più che maggiorenne. So che c'è stato il risarcimento, questa persona che infatti non si è costituita parte civile, e quindi sostanzialmente lui insieme a un'altra persona saranno giudicati con rito abbreviato per il reato di rapina, solo di rapina. L'udienza per motivi tecnici è stata rinviata al 12 settembre. Trattandosi di rito abbreviato si attende già la sentenza. Ed ora parliamo di sanità e di liste d'attesa. Quest'oggi le ULSS del Veneto incontrano la stampa per illustrare la situazione territorio per territorio. Con la nostra Anna Maria Parisi andiamo a Venezia per il punto della situazione nell'ULSS 3 veneziana. A te buongiorno Anna Maria. Circa 10.000. Sì, buongiorno Marta, eccoci con le immagini di Simone Merlo, siamo qui in diretta con il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, buongiorno dottore, nella sede proprio di via Don Tosatto, e anticipiamo i dati di quella che sarà a brevissimo la conferenza stampa proprio per quanto attiene, come dicevi tu Marta, la ULSS 3 Serenissima. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha tenuto un punto stampa nelle scorse ore dicendo quale fosse la situazione in Veneto da un anno a questa parte, con le oltre 80.000 e più liste d'attesa dell'anno scorso che risultano dimezzate ad oggi. Qual è la situazione qui nella ULSS 3 Serenissima? Noi abbiamo dato il nostro contributo a questo risultato e direi che siamo soddisfatti, perché l'anno scorso partivamo da più o meno in questo periodo da circa 9.000-9.500 visite in galleggiamento, oggi siamo a poco più di 900, quindi c'è stato un lavoro importantissimo portato avanti sia da un punto di vista organizzativo dai nostri uffici, ma soprattutto dal grande sforzo fatto dai nostri collaboratori in prima linea negli ambulatori, e anche da un grande sforzo e una grossa collaborazione fatta con i privati. Ecco, quindi un abbattimento di oltre il 90% qui nel veneziano della ULSS 3 Serenissima per quanto attiene le liste d'attesa. C'è però un altro dato sconfortante, diceva il governatore, in Veneto mancano 3.500 medici rispetto ai 50.000 del dato nazionale. La situazione è una situazione che in sostanza ripercorre la situazione generale. Anche noi abbiamo delle aree di crisi, parliamo della dermatologia in particolare, ma soprattutto abbiamo grosse difficoltà nei pronti soccorsi, sulle pediatrie, e queste poi si ripercuotono anche sulla risposta data ai cittadini in termini di attività e di specialistica. Abbiamo aree che invece ci stanno un tantinino confortando di più, perché il trend nelle assunzioni è positivo. Parliamo dell'ortopedia, anche sull'oculistica abbiamo raggiunto dei discreti risultati, e comunque stiamo continuando in un'operazione di assunzione che appena ci dà l'opportunità di avere un medico da mettere in reparto o in ambulatorio, noi procediamo all'assunzione con sostegno totale della Regione. Grazie al dottor Edgardo Contato, direttore generale della ULSS 3 Serenissima. Adesso lo salutiamo perché c'è il punto stampa che sta per iniziare. Naturalmente Marta, tutti i dettagli nel corso del telegiornale della sera. La linea torna a te.
Grazie Anna Maria Parisi per questo collegamento, grazie naturalmente al direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Edgardo Contato e la collaborazione tecnica per questo collegamento di Simone Merlo. Noi ora continuiamo con la cronaca. Torniamo a Treviso per parlare dell'ennesimo caso di violenza nei confronti delle donne. In questo caso si tratta di un uomo che ha violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna suonandole al citofono, mandandole dei messaggi. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Non solo ha violato il divieto di avvicinamento all'abitazione dell'ex compagna, ma si è pure attaccato al citofono di casa della donna per 20 minuti, inviandole continui messaggi e cercando di convincerla a incontrarlo, parlare insieme, faccia a faccia. L'episodio domenica pomeriggio a Treviso, protagonista un 41enne italiano che è stato sorpreso dalla polizia e arrestato per violazione del divieto imposto dal magistrato lo scorso marzo, in seguito a una denuncia presentata dall'ex convivente per maltrattamenti in famiglia. Violenze domestiche che erano costate all'individuo anche un ammonimento del questore. Domenica si è presentato sotto casa della donna, l'intervento delle volanti è stato tempestivo e il 41enne è stato rintracciato poco lontano mentre tentava di allontanarsi dalla zona in cui non poteva stare. L'arresto, in flagranza di reato, è stato convalidato. Andiamo ora nel Padovano, restano stabili le condizioni di Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, il cittadellese morto in un incidente stradale in Egitto. La donna verrà nuovamente operata prima di poter rientrare in Italia. Potrebbero partire presto per l'Egitto i familiari di Davide Baggio e Chiara Tombolato, i due coniugi di Cittadella coinvolti in un drammatico incidente mentre erano in vacanza ad Hurghada nel Mar Rosso. Le condizioni di Chiara Tombolato sono stabili, dovrà subire un'ulteriore operazione prima di poter prevedere per lei un rientro in Italia. I familiari poi dovranno sbrigare anche tutte le pratiche burocratiche per cercare di rimpatriare al più presto, entro almeno 10 giorni, il corpo di Davide Baggio che nell'incidente ha perso la vita. I due coniugi infatti erano a bordo di un'auto guidata da un privato, stavano andando a visitare Luxor, una gita programmata, dovevano essere a bordo di un pullman ma i posti erano esauriti e così avevano noleggiato la vettura. I familiari, chiusi nel dolore a Cittadella, si stanno organizzando per la partenza a breve e hanno già preso contatti con il consolato e l'ambasciata italiana in Egitto. Basi americane in Europa, è scattata l'allerta elevata, il comando statunitense ha innalzato il livello di vigilanza per il pericolo terrorismo, una direttiva che è stata inviata anche alle basi statunitensi che si trovano a Vicenza. Allarme terrorismo. Il livello di sorveglianza delle basi militari americane in Europa si alza da Bravo a Charlie, uno stato di allerta che verrebbe applicato quando potrebbero esserci minacce imminenti e che coinvolge anche la città in cui la presenza americana in Italia è più forte, Vicenza. È evidente che Vicenza da questo punto di vista è in una situazione particolare perché è in questo momento la città italiana maggiormente interessata dalla presenza di truppe americane, di siti militari americani e quindi è importante questa attività di intensificazione dei controlli, è importante che i vicentini possano sentirsi sicuri e possano sapere che c'è comunque un controllo costante e vigile di questi siti così delicati. Allerta innalzata alla caserma Ederle e alla caserma del DIN. L'ultima volta che in Europa si è raggiunto il livello di sorveglianza Charlie, il secondo più alto, è stato anni fa, in occasione degli attentati lanciati dall'ISIS nelle città europee. I comandi militari americani non hanno rivelato quale informazione oggi li abbia portati ad innalzare la protezione, ma il pericolo evidentemente è ritenuto credibile. L'innalzamento del livello di sorveglianza avviene in concomitanza con le tensioni internazionali come la guerra a Gaza e con eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio in Germania, ma soprattutto in coincidenza con la festa dell'indipendenza celebrata il 4 luglio. È una tradizione importante quella dell'apertura della caserma Ederle ai vicentini in occasione del 4 di luglio, cioè di questa festività così importante per gli americani, e quindi a maggior ragione è importante che tutte queste attività vengano svolte in piena sicurezza.
scusate, truffa del falso incidente, restituiti dalla Polizia di Stato 50.000 euro di preziosi a 2 vittime padovane. La soddisfazione non solo di vedere bloccati i 2 truffatori, ma anche di poter riavere tutto il maltolto. 2 signore padovane, vittime della truffa del falso incidente, hanno ricevuto dai poliziotti tutti i gioielli che erano stati loro sottratti dai malfattori. Un 23enne e un 18enne, entrambi campani, fermati in stazione a Roma mentre in treno facevano ritorno a casa. Le 2 truffe sono state commesse a Padova il 13 maggio e l'11 giugno scorsi. Nel primo caso ad essere truffata era stata un'87enne padovana, a cui il 23enne aveva portato via anelli, bracciali e collanine d'oro. Il giovane si era presentato come un sedicente maresciallo dei carabinieri che doveva riscuotere una somma di 9.000 euro per risarcire i danni che la nipote della donna aveva provocato in seguito ad un incidente. Il 23enne, approfittando dell'agitazione dell'anziana, aveva rubato anche il bancomat prelevando somme di denaro, una mossa che però aveva consentito ai poliziotti della squadra mobile Euganea di risalire a lui e di bloccarlo con 1.000 euro appena prelevati. La seconda vittima invece è una 60enne dell'Arcella, a cui il 18enne campano aveva portato via 40.000 euro di gioielli. Il ragazzo, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive la 60enne, è stato anche lui bloccato dalla polizia ferroviaria a Roma. Dopo aver recuperato tutta l'area furtiva, finalmente i poliziotti hanno riconsegnato alle vittime i loro averi, preziosi non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per quello affettivo. Ed è stato scoperto un ricettatore attivo nella zona di Monselice, recuperate dai carabinieri numerose bici rubate. 15 biciclette di varie marche, 64 attrezzi da lavoro di varie tipologie, 4 monopattini elettrici, una cyclette e addirittura un motore fuoribordo. Questo è il materiale che i carabinieri della stazione di Monselice, coordinati con la Procura della Repubblica di Padova, hanno sequestrato ad un 40enne residente nella città murata. L'uomo, volto noto alle forze dell'ordine, era stato fermato in strada dai carabinieri di Conselve. In macchina è stato trovato un coltello, oltre ad altri arnesi da scasso. È partita dunque un'indagine che ha portato alla perquisizione in casa del 40enne, da cui è emerso il bottino, oltre a 19.000 euro in contanti nascosti dietro ad un termosifone. I carabinieri invitano a contattare il comando di Monselice chiunque abbia subito un furto per verificare la proprietà della refurtiva. L'uomo è stato denunciato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora una pagina dedicata alle tradizioni della nostra regione, ma non solo, perché parleremo del duo Ibellumat, che ha fatto un po' la storia anche della nostra emittente per tanti anni, con una trasmissione che è stata davvero seguitissima. Perché lo facciamo? Perché è stato realizzato dagli studenti dell'Università di Padova un documentario che parla appunto proprio dei Bellumat. Ed abbiamo qui con noi il professor Mirko Malenko, docente di cinema all'Università Melanco, chiedo scusa, docente all'Università di Padova del cinema. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno, sono molto onorato di essere qui negli studi dove i Bellumat hanno avuto questo grande successo per tanti anni con voi. E in questi giorni che abbiamo presentato il nostro documentario, devo dire che tantissima gente mi ha parlato della trasmissione. Io al tempo abitavo all'estero, l'ho vista poche volte, ma il successo che ha ottenuto nel tempo è ancora memorabile. Eh sì, è una trasmissione che è durata per oltre 20 anni con diversi nomi, Europa in zattera all'inizio, poi Amarenda con i Bellumat, Amarenda nell'ultima parte dopo che Gianni Secco, purtroppo scomparso nel 2020, e Giorgio Fornasier si erano divisi, e quindi un programma sicuramente seguitissimo dal nostro pubblico, a testimonianza di come
questo duo dei Belumat abbia riscosso proprio particolare, grandissimo successo sia nel nostro territorio sia oltreoceano, perché è proprio al successo che i Belumat hanno avuto all'estero che è dedicato il vostro documentario, che si intitola infatti Belumat International, no? Sì, questo documentario è stato realizzato da 6 studenti del DAMS che frequentano il laboratorio per la realizzazione dei documentari, che è un laboratorio professionalizzante proprio per questo mondo della televisione, per il mondo del cinema, per il mondo dei multimediali. I ragazzi imparano a montare, a realizzare, creare anche una sceneggiatura, e questo documentario è stato fortemente voluto perché abbiamo incontrato Giorgio Fornasier a Valmorel in uno spettacolo nel quale presentava la storia dei Belumat, e devo dire che mi è così piaciuto che ho dovuto produrre questo film. 1 anno e mezzo di lavoro, un lavoro molto impegnativo, basato soprattutto, come diceva lei giustamente, sul fatto che i Belumat sono molto conosciuti all'estero, laddove si parla il Talian, quindi in paesi come l'Uruguay, l'Argentina, il Messico, fino ad arrivare al Canada, all'Arabia Saudita e tantissimi altri paesi. Pensate che i Belumat sono stati solo nel Brasile del Sud 22 volte. Allora, io direi di cominciare vedendo alcuni estratti, alcuni spezzoni di questo documentario che noi abbiamo appunto ricavato. Comincerei proprio dal primo, che è quello relativo al nome, come nasce appunto e come è nato questo nome, i Belumat. Lo racconta appunto Giorgio Fornasier. Vediamo. Il nome Belumat e la consapevolezza delle nostre capacità nasce il 28 settembre del 1972, quando c'era una serata importante organizzata dal comune di Belluno al nuovo Palasport de Mas. Doveva arrivare un gruppo folcloristico che era il clou della serata e doveva riempire 3/4 d'ora dello spettacolo. All'ultimo momento, mezz'ora prima dell'inizio, arriva la telefonata che si è rotta la corriera e non arrivano più. Il sindaco va in panico e Gianni dice: fammi fare una telefonata. Mi chiama a casa, io ero a casa tranquillo, e mi dice: c'ho sulla chitarra e venga al Palasport. In 2 parole, dobbiamo andare fuori e intrattenere per 3/4 d'ora la gente con le nostre canzoni. Gianni, è la prima volta che ci presentiamo in un impegno così ufficiale, dobbiamo avere un nome. Son da Belum, sarò i Belumat. E così siamo nati. Ecco, così sono nati, quindi in maniera scherzosa. Peraltro Gianni e Giorgio si conoscevano già da diversi anni. Nel documentario raccontano anche la nascita di questa amicizia quando erano proprio ragazzini praticamente, no professore? Sì, Gianni Secco è nato nel 1946, Giorgio Fornasier nel 1947. Il loro incontro è avvenuto nel 1958. Un anno importante per noi italiani, l'anno di volare di Domenico Modugno, ma loro lo ricordano come un momento veramente molto importante, perché subito capiscono che proprio nella differenza anche di caratteri c'era questa possibilità di creare una armonia musicale veramente importante. Gianni Secco è più il compositore delle parole, quindi Giorgio Fornasier invece è molto bravo a musicarle, è un ottimo tenore tra l'altro, e loro sono riusciti, nel documentario si spiega bene, a creare un duo musicale polivalente. Lavoravano molto sulle armonie, al punto che quando ascoltiamo i loro dischi sembra che siano più personaggi che suonano e cantano. E questa è stata una delle grandi e importanti situazioni nelle quali poi si sono trovati a realizzare spettacoli sempre diversi, perché questa è la cosa dei Belumat. Loro avevano 100 canzoni. Alla fine della loro carriera, oltre 100 canzoni hanno scritto e cantato, ma a seconda del pubblico, dello spettatore, facevano uno spettacolo proprio al momento, intuendo quello che era il pubblico, e quindi sono
nate delle grandi serate, delle grandi giornate, sia qui in Italia, qui in Veneto, ma anche e soprattutto all'estero, dove grazie alla capacità di Giorgio Fornaser di parlare diverse lingue, lui parla l'inglese molto bene, parla molto bene lo spagnolo, il portoghese, riuscivano anche a tradurre in simultanea le canzoni a quel pubblico che non parlava il Talian, perché il Talian è un dialetto dell'Ottocento che si è tramandato in tutte queste comunità di veneti all'estero, ma Giorgio Fornaser le traduceva in inglese, le traduceva in spagnolo, per cui arrivavano anche ai più giovani, che imparavano quali erano le radici dei veneti che vivevano in queste grandi situazioni comunitarie che sono all'estero. Certo, tra l'altro canzoni, alcune delle quali davvero ancora molto attuali nei loro contenuti, perché c'era quasi sempre la parte divertente, la parte cabarettistica anche, no? nei loro spettacoli, ma c'era anche la parte relativa all'attualità, a quei temi della vita delle persone che erano attuali 40 anni fa, ma continuano ad esserlo tutt'oggi, la solitudine dei vecchi. Penso per esempio alla canzone Case di riposo, Case di ricovero, no? Oppure anche tante canzoni legate a quel grandissimo amore che comunque i Belumat avevano per il nostro territorio, per il Veneto. Mako Tornon, ce la ricordiamo tutti, era anche la sigla di chiusura della nostra trasmissione a Marenda con i Belumat. Vorrei quindi che sentissimo ora un altro spezzone del film documentario che è stato appunto realizzato dagli studenti del professor Melanco all'Università di Padova su come nascono proprio le canzoni dei Belumat. Sentiamo. Noi siamo sempre stati popolari e quindi ci consideravano di famiglia, non famosi, popolari. Ci salutavano per strada, eravamo dentro le case di tutti, soprattutto dopo la televisione. E noi abbiamo sempre cercato di scrivere le canzoni prima per noi stessi, per poi girarle alla gente e molte volte interpretando quello che loro pensavano ma non avevano il coraggio di dire, soprattutto in situazioni imbarazzanti, difficili, e quasi subito nasceva la canzone. Dall'emozione leggevo il testo e dal testo mi emozionavo, le mani partivano sulla tastiera e quella era la canzone. Sono cose straordinarie e ne abbiamo scritto 100 così. La musica in dialetto veneto era quasi esclusivo appannaggio della musica popolare. Non era ancora ben diffuso il cantautore veneto. Noi siamo forse stati gli antesignani o tra i primi che hanno scritto canzoni attuali usando una espressione linguistica antica, ma parlando di temi attuali che sono attuali anche oggi, nonostante che siano passati 50 anni dalla nascita dei Belumat. E sol che mi non mai nessun magnan cacchi che vien comi avanti in drio al campe. Ecco, allora questo appunto è uno dei brani nel quale Giorgio Fornaser spiega come nascono come sono nate le canzoni dei Belumat, canzoni nelle quali il dialetto, appunto il Talian, nel caso delle canzoni all'estero, il dialetto per gli spettacoli e per la trasmissione che facevano qui da noi, ha un ruolo preponderante che ha fatto di questo duo, possiamo dire, davvero uno dei precursori della canzone dialettale che peraltro ricordo alcuni brani dei Belumat, uno in particolare, i veneziani, arrivarono anche nelle hit parade nazionali quando ancora non c'erano successi tipo quello dei Pittura Fresca, no? Quindi erano riusciti ad intercettare anche questo aspetto molto particolare dell'interesse per il dialetto. C'è una importante
struttura intellettuale intorno alla capacità creativa di questi due grandi musicisti, cantanti, cantautori e, come diceva Mario Rigoni Stern, contastorie. Loro hanno usato il dialetto in un modo molto molto intelligente, perché si sono sempre, come viene detto nel documentario da Giorgio Fornasier, staccati da qualsiasi condizione politica. Loro si sono mossi autonomamente come autori, come intellettuali, e sono riusciti a inventare un linguaggio che era praticamente sconosciuto. Per cui l'operazione che hanno realizzato ora merita degli studi appropriati. Io sono anche membro del direttivo dell'ISBREC e insieme al Dipartimento dei Beni Culturali... Ecco, spieghiamo che cos'è l'ISBREC per i nostri telespettatori. È l'Istituto di Studi Storici della Resistenza e della Storia Contemporanea di Belluno. Praticamente Ferruccio Vendramini è stato per 3 decenni il direttore, la persona che ha costituito questo importante istituto di cultura, e vogliamo fare un'operazione arrivando a scrivere sulla rivista Protagonisti la storia dei Bellumat, vista da un punto di vista intellettuale, di studiosi. Per questo coinvolgeremo sia sociologi, sia linguisti, sia anche colleghi musicologi, rispetto al fatto che si parla di etnomusicologia. C'è la studiosa Paola Barzan che è molto interessata a questo tipo di studi, il Conservatorio di Castelfranco Veneto, insieme anche al mio Dipartimento dei Beni Culturali e quindi gli studiosi di musicologia. È un fenomeno veramente importante da riportare anche alle nuove generazioni. Per questo mi piace ricordare che questi 6 studenti del DAMS di Padova sono stati molto bravi a costruire un qualcosa che loro non conoscevano, ma loro adesso mi dicono che a forza di vedere le vostre trasmissioni qui ad Antenna 3, a vedere, a sentire i loro pezzi musicali, a leggere i loro spartiti, a imparare in 40 minuti a sintetizzare una storia di 40 anni, insomma c'è questo passaggio di testimone, come avviene nell'atletica, quando sono i 100 metri si passa il testimone, ma i Bellumat sono con noi. Questo documentario li racconta non per chiudere un ciclo, ma per aprirne un altro al futuro. Ecco, secondo lei a chi hanno passato il testimone i Bellumat ora? I Bellumat, adesso ci sono parecchi gruppi, mi ha detto Giorgio Fornasier che ci sono delle peregrinazioni di giovani studenti, ad esempio c'è stata una tesi di laurea sui Bellumat proprio in questo periodo, ma da quando è uscito anche il libro sui Bellumat con gli spartiti, e quindi si può leggere i testi ma anche leggere la musica, molti giovani, molti gruppi musicali hanno iniziato a interessarsi a questo tipo di dialettica musicale. Quindi delle cover, possiamo dire così, sì, anche dei Bellumat. Io posso dire ai tempi miei, quando organizzavo concerti di musica africana e reggae, io ho lavorato per 8 anni, dall'82 all'89, come amministratore delegato della Concerco di Limana. Lì abbiamo veramente imparato che i veneziani erano linguisticamente legati alla Giamaica, perché il reggae a Venezia all'inizio degli anni 80, dopo la morte di Bob Marley, era molto distribuito in tutte le case dei veneziani, nei bar, si ballava, si viveva alla giamaicana. E quando i Puff Bong, che sono il primo gruppo da cui poi sono nati poi Pittura Fresca, hanno fondato il reggae veneziano, diciamo che le operazioni si sono sommate e i Bellumat in montagna, i Puff Bong e Pittura Fresca a Venezia hanno aperto delle strade che io spero siano fortemente contaminanti per tutti coloro che amano la musica musicologia etnica, e questa è proprio musica dialettale che ci lega alle nostre tradizioni, alle nostre radici, a quello che poi dovremmo un po' tornare. La Regione Veneto fa dei ragionamenti molto importanti legati all'identità veneta, che sono dei processi che io amo molto come docente universitario, perché se non conosci quello che è successo sotto il tuo campanile, come puoi chiamare tua figlia Africa? Mia figlia si chiama Matilde Africa Melanco,
e quindi vi pongo questo dubbio, ma è importante sapere veramente che cosa è accaduto nel Settecento, nell'Ottocento, nel Novecento, in questi luoghi che sono i luoghi della nostra patria veneta, ma dentro discorsi che riguardano, come nel caso dei Bellumat, delle ricerche molto serie, molto legate anche scientificamente a quelli che sono le proprietà linguistiche, le proprietà culturali di coloro che fanno questo tipo di realizzazione artistica. E senz'altro i Bellumat nella loro carriera artistica hanno, appunto, lo dicevamo, girato il mondo, proprio andando soprattutto in quelle comunità di veneti emigrati all'estero, in particolare in America Latina, ma non solo. Sentivo per esempio, ascoltando ieri il documentario, un brano di Giorgio Fornasier dove diceva che era rimasto a bocca aperta quando in Arabia Saudita aveva trovato una comunità di veneti che avevano nelle loro baracche, insomma, di lavoratori, avevano tutte le cassette dei Bellumat e ne ascoltavano appunto la loro musica. Peraltro poi nella loro attività, anche appunto attraverso il programma che facevano qui su Antenna 3, hanno portato avanti moltissimo il discorso delle tradizioni, di quella che era la riscoperta delle nostre tradizioni. Volevo ascoltare assieme a lei un altro brano, professore, nella quale appunto Giorgio Fornasier racconta proprio come era partito questo tour nel mondo dei Bellumat. Sentiamo. In Messico, nella città di Chipilo, nell'altopiano vicino a Puebla, fondato da gente di Segusino, i quali parlavano solo dialetto e continuano a parlarlo. Quando sono arrivati i primi rappresentanti di Segusino a portare doni dall'Italia, gli hanno portato le cassette dei cantanti italiani che loro non capivano. Ma quando hanno ricevuto le cassette di Bellumat, si sono illuminati e innamorati delle nostre canzoni, imparandole tutte. Tanto che quando hanno fatto la festa di 120 anni della fondazione, siamo andati a Chipilo e abbiamo cantato in piazza. Appena fatto il primo accordo di una canzone che si chiama anche I Gat, tutti hanno cantato la canzone in unisono. Storie tristissime, storie di fame, di non aver pischei da mandare a casa, di non aver scritto a casa P perché per la vergogna di non essere riusciti a cattare l'America in America. E con queste persone che avevano passato notti intere a ciacolare, la arrivi alle 3 di mattina che continuano a mandarti: ma ti conosco Gigi? Mi dispiace, non conosco, io stai a male. Una delusione, perché parlo il tempo si affermano. Allora a un certo momento avevo cominciato a contare bugie. Dico, conosci Tony? Tony, no, ma che Tony era magro come scheo. No, Tony, quel che aveva un cugino che era magro, siccome una volta ognuno aveva al magro 40 cugini, sarà stato un stick, no? Porca miseria. E si fa felici. Ma sto qua non è contare bugie, questo qua è regalare sogni. Pensate che è bello nella vita poter regalare i sogni. Perché i sogni, se puoi regalarli solo alle persone limpide, chiare, pulite, ti può regalare le bocce quando ti capisci, guarda che domani la vita è facilissima, ti troverà tutto bel che pronto. Ti può regalare i sogni alle persone anziane, quando dici un nonno durerebbe fino a 200 anni, è lui che crede. Ti può regalare i sogni alle persone malate quando ti augura di star bene, per domani forse la va meglio. E i sogni ti può regalarli anche alle persone che le distante e che le cerca solamente di avere una parola anche a piccerina da te. E noi abbiamo regalato sogni per 20 notti. Ecco, hanno regalato sogni, no? A queste comunità di veneti emigrate all'estero, ed sono molto belle queste parole, no? Sì, siamo anche legati a quella che è l'associazione Bellunesi nel mondo. Il presidente è stato rieletto da poco, Oscar De Bona. Siamo sicuri che questo film è stato realizzato per arrivare là dove l'associazione ha tantissime persone in contatto. Quindi si parla di circa 6,5 milioni di persone all'estero, di veneti all'estero, e noi abbiamo realizzato questo documentario pensando soprattutto
anche a loro, per spiegare ai più giovani che i Bellumat hanno una storia così importante, come dicevamo prima, che va rivalutata e naturalmente consacrata anche dal punto di vista intellettuale. Tutte queste associazioni che hanno partecipato alla sera del Teatro Comunale, abbiamo fatto la presentazione venerdì scorso, erano molto unite, il comune di Belluno con l'assessore alla cultura Raffaele, con Oscar De Bona che è venuto per l'associazione, la Regione Veneto ha mandato anche i saluti di Zaia, assessore alla cultura, e la sinergia che si è creata è veramente importante, perché per una volta anche l'ISBRE, l'Istituto di Studi Storici di Belluno, insieme hanno capito l'importanza che questo gruppo musicale ha per la memoria delle nostre radici, e questo è veramente importante non solo per Belluno, perché loro erano naturalmente bellunesi, ma per tutto il Veneto e tutta quella che è la storia che viene raccontata in questo documentario di 40 minuti che andrà alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione della Regione Veneto, e poi sarà distribuito attraverso canali multimediali all'estero, in Italia e un po' ovunque. Naturalmente se voi volete proiettarlo, benissimo, per primi. Bene, allora io la ringrazio, bravi naturalmente ai ragazzi, ai suoi studenti, insomma, che hanno realizzato questo documentario. Ringrazio per essere stato qui con noi il professor Mirko Melanco, docente di cinema all'Università di Padova. Si chiude così la nostra prima edizione dei telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ora c'è la sigla, la pubblicità, dopo torneremo in diretta con il consueto spazio dedicato alla CGIL. Quest'oggi parleremo di dei temi di grande interesse, perché siamo nel pieno della campagna fiscale, e poi parleremo anche della figura dell'amministratore di sostegno. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio.